questa regione. Ma per fare questo l'unica strada che intravedo come veramente efficace è saper essere un partito innovatore e strutturato, che sappia individuare i bisogni a cui dobbiamo dare una risposta credibile, perché solo la buona politica, con la buona politica il nostro messaggio potrà passare, altrimenti no. Uscire da queste stanze e addirittura instillare, perché questo è il compito che abbiamo, anche tra i lavoratori che si iscrivono alla FIOM e che votano Lega, di instillare il dubbio che la Lega possa difendere i propri interessi. E penso che la manifestazione di ieri, a cui hanno partecipato tanti lavoratori, e magari c'era anche tra quelli, c'era chi votava Lega, probabilmente dopo la manifestazione di ieri quegli stessi lavoratori torneranno indietro e probabilmente ritorneranno a votare a sinistra. Penso subito ai metalmeccanici della FIOM, che ieri si sono mobilitati per non incappare nella suprema FIOM, e anche noi dovremmo fare un'analisi di quello che sta accadendo nel nostro Veneto. Nel nostro Veneto il fenomeno Marchionne, il modello Marchionne è già passato in tantissime aziende, ed è per questo che noi non dobbiamo limitarci semplicemente a fare una denuncia, ma anche ad intraprendere un rapporto stretto con questi lavoratori e con i sindacati. E concludo: il territorio ha bisogno di un punto di riferimento politico serio. Noi siamo un partito politico serio, dobbiamo essere più presenti e capaci di ricucire lo strappo che si è creato tra la sinistra e il Veneto. Dobbiamo ricostruire una leadership credibile e dobbiamo ricominciare dal consenso della gente. Penso che questo Veneto, che prima era della DC e oggi è della Lega, con la manifestazione di ieri ha cominciato ad essere più di sinistra. Ovviamente noi dobbiamo crescere, ma dobbiamo anche crederci. Bene, all'interno del